Travolto dal terreno mentre insieme ai colleghi era impegnato nella posa delle tubature del gas all'interno di questo cantiere edile in una zona residenziale di Ponte San Nicolò, ancora una vittima del lavoro, si chiamava Nicola Paganna, aveva 58 anni e abitava con la famiglia a Piove di Sacco. La tragedia intorno alle 9 del mattino, la dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri e dei tecnici dello Spisal dell'USL 6 che hanno ascoltato a lungo gli altri operai presenti nel cantiere al momento dell'infortunio mortale. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, mentre si trovava dentro uno scavo, è stata investita da una massa di terriccio appena rimosso con la ruspa. Il terreno ha travolto il 58enne che è morto per le gravi lesioni riportate, da accertare se abbia avuto anche un malore come conseguenza dell'impatto con la massa di terreno. A stabilirlo sarà l'autopsia. I soccorsi dei colleghi dei medici del SUEM sono stati tempestivi per Pagan, però non c'è stato nulla da fare. La Procura della Repubblica di Padova ha aperto un fascicolo di indagine per l'ipotesi di omicidio colposo. Il cantiere dove è avvenuto il crollo del terreno è stato sequestrato fino alla conclusione dei rilievi dei carabinieri. I sindacati chiedono massima attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro. In Veneto è una carneficina. Come diciamo sempre, bisogna far di più, ma bisogna anche parlarne di più. Ci sono troppi silenzi attorno a questi morti sul lavoro, sapendo che non si parla solo di morti sul lavoro, ma famiglie nella disperazione. Noi pensiamo sia arrivato il momento di dire basta, di cambiare completamente il modello di sviluppo che purtroppo il nostro paese, legato tutto al consumismo e alla redditività del capitale, sta attuando. Noi il 12 di dicembre scendiamo in piazza anche per questi motivi. Va aumentata assolutamente la spesa per la sicurezza e i costi sulla sicurezza non possono essere barattati poi con un minor costo per le imprese. Sotto shock la moglie dell'uomo arrivata nel cantiere in via Primo Levi a Ponte San Nicolò. Disperato anche il datore di lavoro. Nicola Pagana era dipendente di una ditta di Brugine. Il titolare lo ha definito un grande lavoratore, una persona gentilissima. Cordoglio alla famiglia anche da parte del sindaco di Ponte San Nicolò, Gabriele De Boni. Chi muore sul lavoro è sempre una tragedia immane perché è il luogo in cui dovremmo sentirci più sicuri e perciò veramente un messaggio forte alla famiglia e con tutto l'affetto, e adesso capiremo cosa è successo per dare anche le giuste risposte alle domande che si stanno facendo.